17 anni, studente, nessun precedente, diversi problemi comportamentali a scuola, ma non tanto da pensare che potesse essere un trafficante e rifornitore seriale di marijuana per tutti i giovani della zona castellana e non solo. D'altronde la materia prima non mancava. 25 kg di droga, quanta ne hanno trovata i carabinieri di Castelfranco nella roulotte diventata il magazzino dello stupefacente. Il mezzo si trovava nei pressi di un bosco della Pedemontana, una roulotte abbandonata che per il giovanissimo si era trasformata nel luogo ideale dove stoccare la marijuana e confezionarla lontano da sguardi indiscreti. Non tanto lontano però da quanto credeva, perché alcuni residenti della zona, amanti delle passeggiate, avevano notato il ragazzo e il suo fare sospetto, soprattutto quando chiudeva con il lucchetto la roulotte abbandonata, coperta peraltro con un telo oscurante. Segnalazione ai militari dell'arma e poi le indagini. I carabinieri lo hanno bloccato proprio mentre stava entrando nel mezzo, con aria guardinga e un'evidente tensione nel volto. Dentro i 25 kg di marijuana parzialmente essiccata che occupava buona parte degli spazi della casa mobile. Sopra una mensola della cucina era riposto tutto l'occorrente per il confezionamento. Buste di cellophane ritagliate, una forbice, 2 coltelli e un cutter, tutti con le punte ancora intrise di residui di marijuana e infine 3 bottiglie di liquido fertilizzante utile alla coltivazione. Un giro d'affari che avrebbe portato ad almeno 25.000 euro di guadagno. Inevitabile l'arresto del 17enne, misura confermata con la restrizione della permanenza in casa a Castelfranco, mentre i carabinieri stanno ricostruendo il suo giro di clienti e il canale di approvvigionamento della droga.